I vagabondi del gusto sono arrivati a Santa Croce Bigolina. Uno si dirà, e dov'è Santa Croce Bigolina? Santa Croce Bigolina è una ridente frazione del comune di Cittadella, città murata di tradizione. E siamo arrivati qua per una lunga onda, diciamo così, di informazione che ci è capitata, perché qua si tiene da più di 30 anni, tradizionalmente nel mese di giugno, la seconda e la terza settimana di giugno, terza e quarta settimana di giugno, si tiene una festa delle rane. Siamo con il presidente onorario, richiamato a gran voce, no? della Proloco, Adone Olivo, titolare tra le altre cose della Davotex, Lovatificio insieme al fratello Danilo, e a Lino Mario Geremia, anche lui della Proloco. Allora, comincio prima di tutto da te, Lino, che sei l'esperto della storia della Proloco, un tantino. Un po' di storia della Proloco e di questa festa. Allora, la Proloco nasce come festa privata, diciamo. Nasce a metà degli anni 70 e nasce per dare un'occasione agli emigrati nelle varie regioni d'Italia, soprattutto Lombardia, quando tornavano poi per le feste, diciamo così, nasce per dare un po' di accoglienza, ecco, un'accoglienza particolare. Nasce come festa privata in una casa privata, che storica, perché era anticamente la dimora dei Bigolini, i fondatori del paese, diciamo così, casa fra le altre cose in cui sono nato, va bene. E nasce proprio così come festa, ho detto privata, si mettono d'accordo alcuni amici, prendono delle rane e, riscoprendo la tradizione antica della pesca delle rane in Brenta in tempi in cui, non essendoci cibo sufficiente, essendoci tempi poveri di povertà dopo la guerra e anche durante le 2 guerre mondiali, la gente andava nel Brenta a rifornirsi di legna, di pesce e di rane, ed che era un cibo prelibato comunque, perché poter avere a tavola delle rane era un cibo prelibato. E nasce così questa festa, che poi si sviluppa un po' alla volta, e si pensa a un certo punto di creare un'associazione, una Proloco che però doveva essere, secondo noi, che siamo lontani, la frazione più lontana di Cittadella, e abbiamo tendenze autonomiste, una Proloco indipendente da quella di Cittadella, sia per poter avere campo libero e sia perché avevamo in mente di sistemare quella zona del Brenta, quella zona vicino al Brenta dove attualmente facciamo la festa, che era allora un deserto praticamente, un deposito di immondizie, ecco. Quindi giovani volenterosi, diciamo, una trentina d'anni fa, 35 anni fa, giovani volenterosi, e appoggiati un po' da tutti gli anziani del paese, diciamo, che vedevano che avevano il Brenta nel sangue, e questi giovani volenterosi, appoggiati da questi anziani, cominciano a creare questa associazione e tramite l'avvocato Benetazzo riescono, figura storica del Proloco che più volte è venuto qui da noi, riescono a creare uno statuto e con l'appoggio dell'Umpli a diventare una Proloco indipendente da Cittadella, cosa non semplice, perché si sa che la legge ammetterebbe una Proloco per comune, no? Ecco. E quindi parte questa storia della Proloco, e parte alla grande. Allora si cominciano a fare i lavori, con l'appoggio anche del comune ovviamente, e un po' alla volta quest'area viene trasformata in un parco godibilissimo e bellissimo, diciamo, e diventa un po' alla volta la sede della Proloco. Allora si comincia con questa festa delle rane, ma alla terza domenica di giugno diventa la tradizionale data per la festa delle rane.
Ma non ci si limita a questo. Allora si dice, e perché non a Pasqua, che c'era l'abitudine di fare la gita in Brenta, perché non portiamo una zona attrezzata anche in Brenta e facciamo Pasquetta? E quindi facciamo Pasquetta, una Pasquetta che diventa diciamo una festa bellissima, con manifestazioni che vanno dalle mongolfiere, addirittura c'era la possibilità in quegli anni di fare anche dei viaggi in mongolfiere, al spettacolo acrobatico delle Alpi Eagles, che richiamava migliaia di persone veramente, ecco. E poi si dice perché non fare anche un'altra festa allora per gli emigrati che tornano in Italia, sia dall'estero e sia dalla Lombardia, e si fa la festa di Ferragosto, del 15 agosto. È una festa grandissima anche quella, tanto è vero che molti paesi che facevano la sagra il 15 agosto, molti paesi vicini, annullano le loro sagre, le spostano per lasciarci il posto perché la gente veniva qui, ecco. E dopo perché non festeggiamo la Befana? E allora diventa anche la Befana un'occasione per fare una festa che continua tuttora con questa Befana alta 6-7 metri, uno spettacolo di contorno e uno spettacolo pirotecnico favoloso che conclude, ecco. E tornando alla festa delle rane, allora questa è l'origine della festa delle rane. Nasce in una casa privata, ma poi diventa una festa di tutti, ecco. Viene gente da tutte le parti, quindi adesso sappiamo che c'è anche questa festa si è un po' diffusa anche nei dintorni, c'è anche a Grossa, è diventata anche lì una grossa festa, e comunque loro la fanno la domenica dopo di noi, e quindi non ci disturba più di tanto, ecco. E continuiamo con questa. Quest'anno, adesso ti do dopo la parola subito a Done, quest'anno poi c'è questa novità del progetto Comunicare per Resistere, che ha anche il patrocinio dell'UMPLI, lo volevo ricordare a livello provinciale, per cui i giornalisti, i comunicatori impegnati in questo progetto porteranno la festa delle rane ad alcune presentazioni: Piazzola sul Brenta, Maseri in provincia di Treviso, Milano, praticamente, proprio per dare la possibilità di far conoscere attraverso la festa delle rane questo straordinario territorio. Ma soprattutto, Adone, è incredibile quello che avete fatto per il recupero delle golene del Brenta. Questo è una cosa bellissima questa. L'ambiente era molto degradato, i rivieraschi del Brenta ci tenevano che fosse sistemata l'area. Ci abbiamo messo qualche anno, però l'abbiamo sistemata in maniera abbastanza adeguata. È un giardino adesso, è un giardino. È abbastanza, sì. Però bisogna continuare, purtroppo le forze sono sempre meno, perché i giovani hanno altri obiettivi, altre possibilità, vanno al mare, vanno in montagna, e noi cerchiamo di continuare questa tradizione che ci sembra giusto per il paese. Tener duro. Bene Lino, soltanto un ultimo appunto: le ricette delle rane, no? Alla festa, così un accenno a questo, poi avremo altre 3 occasioni ovviamente di servizio. Sì. Prego. Beh, allora noi abbiamo sperimentato diverse ricette. Allora quella che va per la maggiore è quella delle rane fritte, ovviamente, ecco, perché è la tradizionale, la loro fine. Poi abbiamo provato anche a fare le rane in umido, no? Le rane con la frittata, il risotto con le rane, che comunque quello è tradizionale, ecco. Diciamo che i vari esperimenti però hanno portato a capire che forse risotto con le rane fritte è il piatto principale, quello che va per la maggiore, insomma, ecco. Anche perché le rane venivano su vicino alle risaie, sì. Proliferavano proprio, aveva senso proprio. Foggi del Po, certo. Foggi del Po e risare del Mantovano. Benissimo. Un'altra delle cose che abbiamo proposto alla Proloco e che è stata accettata gradevolmente è quella di ospitare anche altre regioni italiane. Piemonte, zona di risaie, sì. La Lombardia, la Lomellina, la zona delle risaie, dove ospiteremo altre Proloco
ed altri giornalisti che proporranno le ricette della loro terra in una giornata di scambio culturale e diciamo che così, come si potrebbe dire, che facciamo diventare Santa Croce Bigolina un po' la capitale delle rane, insomma, dai via, scusate la battuta, ma che è un modo invece di tenere, di scambiarci cultura, tradizioni, sapienza popolare, modi di vivere. Bene, da Santa Croce Bigolina al prossimo appuntamento. Serata del proloco di Santa Croce Bigolina per annunciare quella che sarà la festa delle rane di quest'anno. E non potevamo, con le due splendide grazie qua del bar Risto Bar al Bivio, due splendide grazie, dicevo, mi sto imbalbettando perché di fronte a tanta beltade un vecchio ragazzo di strada come me non ha molte cose da dire. Da chi comincio? Da Eleonora. Eleonora, come mai la scelta di aprire un Risto Bar? Beh, è sempre stata un po' una nostra passione avere qualcosa di nostro, qualcosa inerente comunque alla ristorazione, perché comunque piace a tutte e due, ai nostri rispettivi mariti, e quindi abbiamo avuto l'occasione... Noi non siamo gelosi, siete un patrimonio dell'umanità, siete. E quindi abbiamo avuto l'occasione di rilevare questo bar e fare un piccolo ristorantino su prenotazione, e abbiamo colto l'occasione e siamo contenti della nostra scelta. Ok. Però, qual è la cucina che proponete? Beh, una cucina varia. Comunque stiamo prendendo piede molto con la paella, un piatto unico, e vediamo che ci dà molte soddisfazioni, ecco, sì. Da buonissimi risultati. Clientela giovane o di varietà? Beh, noi speriamo che faccia un po'... Abbiamo colto nel segno di una varietà di età, cioè dal giovane al meno giovane. Ok, poi funziona, ho visto, io sono venuto oggi pomeriggio, sì? Funziona poi anche come bar, come punto d'incontro del paese. Sì, beh, cioè quella che era la vecchia osteria, il ruolo della vecchia osteria. Noi insomma. Abbiamo comunque aperto come bar, abbiamo rifatto l'ambiente essendo l'unico anche del paese, per accogliere una varietà di persone più... appunto di ogni tipo, di ogni età. Abbiamo le mamme con i bambini che vengono a fare colazione o merenda, abbiamo i pensionati che vengono a giocare a carte il pomeriggio, abbiamo le partite, quindi i tifosi del Cittadella oppure anche delle squadre di Serie A. Abbiamo cercato di dare più scelta ai nostri clienti. Ma c'è anche il club del Cittadella, sì? Sto disgraziato di Pieromone continua a parare come avesse 20 anni, porca miseria. Sì, abbiamo la sede del I Love Città qui da noi, e niente, siamo orgogliosi di questo. Ed è ancora un elemento di attrazione, diciamo Andrea, la verità. Sì, sicuramente. Ci chiedono sempre: Andrea dov'è? Andrea come sta? Arrivare così. Non siete un po' gelose, no? Beh, forse più che gelose, orgogliose. Almeno io, benissimo. La moglie sua forse diversamente. Certo. Insomma, dimmi perché in una parola dovremmo venire qua al Bivio, dai, cerca di sintetizzare, di fare un marketing spicciolo ed efficace. Perché noi siamo entusiaste della nostra scelta, cerchiamo di metterci la nostra buona volontà, il nostro sorriso, e speriamo che i clienti apprezzino questa nostra semplicità, la nostra voglia di fare. Che dire di più? Ciao! Allora, siamo al bar al Bivio, in quel di Santa Croce Bigolina, rinomata frazione del comune di Cittadella, le cose più importanti di Cittadella per via della festa delle rane. Presidente della Proloco, abbiamo già intervistato la memoria storica della Proloco che ci ha raccontato tutto, il presidente onorario che non ci ha raccontato tanto, ma insomma è una persona piuttosto sintetica, diciamo, no? Non è molto loquace, è andato subito al dunque. Poi mi hanno detto, cioè, bisogna sentire il presidente perché bisogna rispettare, no, i ruoli e le situazioni. Quest'anno, quando si tiene la festa, e cosa ci raccontate e cosa prevedete? La festa anche quest'anno si tiene come ogni anno, la scadenza è la terza domenica di giugno, e dobbiamo valutare anche quest'anno come l'anno scorso, forse la facciamo 2 weekend invece di uno solo, perché abbiamo visto che facendo le feste all'aperto, se si intoppa proprio la terza domenica di giugno, che è il tempo che fa le feste quando si fanno all'aperto, se troviamo il tempo avverso è una festa, diciamo, che è in perdita, va buttata via. Quindi anche l'anno scorso abbiamo propenso di fare
2 weekend, però in seno al Consiglio dovremmo valutare bene questa situazione, perché comporta molto più lavoro, più guardie notturne, più guardie giornaliere, perché noi abbiamo tutta l'attrezzatura, diciamo, all'aperto, quindi non c'è nessun tipo di fabbricato chiuso che si possa chiudere alla sera quando si va via, quindi guardie notturne, guardie giornaliere, perché se si fa 2 weekend bisogna portare 10 giorni tutte le guardie, insomma. Valuteremo questo discorso andando avanti adesso, anche perché di solito facevamo la Pasquetta in Brenta, in concomitanza sempre ogni anno, ed è il secondo anno che la sospendiamo per il discorso del maltempo e cose del genere, quindi valuteremo più avanti il discorso di quando durerà questa festa delle rane. Comunque ci sarà la terza domenica di giugno senz'altro. Quale sarà il menù ormai collaudato, no? Il format gastronomico collaudato? Beh, il forte è le rane, quindi il risotto di rane, le rane in umido, le rane fritte, dopo c'è sempre il pesce, c'è la carne. Adesso abbiamo introdotto l'anno scorso in forma molto innovativa e abbiamo visto che ha avuto molto successo lo spiedo. Ci sono vari pezzi di carne, è una cosa che comporta anche meno lavoro da parte nostra, perché diciamo è difficile avere anche il rimpiazzo da parte dei cuochi nelle cucine, insomma anche da parte nostra. Invece lo spiedo c'è un nostro amico che ci appoggia sia con l'attrezzatura anche con la cottura, quindi stiamo portando avanti questa innovazione dello spiedo, anche perché è una cosa un po' nuova a livello anche di proloco e cose del genere, insomma. Sarà una novità, diciamo, la novità Certo, del sì, 2000. stiamo portando avanti questa novità dall'anno scorso, abbiamo cominciato, abbiamo riscontrato un successo notevole e quest'anno amplieremo questo discorso dello spiedo, insomma. Altre opportunità che la festa dà in termini di tempo libero, di divertimento? Sì, beh, diciamo che anche qua quest'anno c'è un gruppo di Santa Croce che l'anno scorso ha proposto il 32esimo parallelo, quindi noi benissimo per impegnare una serata l'abbiamo appoggiato in tutti i sensi. Quest'anno credo che adesso io ateo in musica e radio so che portano un cantautore abbastanza in voga di questi tempi in una di queste serate, quindi Non è che troviamo il presidente onorario Odone che si esibisce con i capelli lunghi, no. eccetera, no, voglio dire, no. No, so che ci sarà una serata di questo qua, dopo siccome sarà allestito il palcoscenico perché per questo gruppo cercheremo di fare altre 2 o 3 serate con dei gruppi, per esempio ci sono 2 gruppi a livello paesano qua di giovani che suonano, che abbiamo già fatto l'opportunità gli anni scorsi, anche quest'anno li inseriremo nelle serate della festa delle rane, insomma questi giovani che suonano del paese. Intanto sono arrivate le pizze con le rane. Scusa Odone, qual è la pizzeria che ha, così la ricordiamo anche nella trasmissione? Pizzeria da Cristi, che questo in centro, vicino alla macelleria di Matteo. Ok, no, era per dare onore al merito, diciamo così. Allora interrompiamo un secondo perché le pizze fredde non sono buone. Buon appetito e poi continuiamo la chiacchierata. Allora siamo alla trattoria, al bar al Bivio, al Risto Bar al Bivio in quel di Cittadella, anzi Santa Croce Bigolina per essere precisi, con la serata organizzata dalla Proloco per presentare l'edizione di quest'anno della Festa delle Rane. Stiamo assaggiando dei vini buoni, però c'è una sorpresa nel modo di presentarli e di concepire la proposta del vino sfuso in maniera nuova. La Cantinotta, selezione vini sfusi. Siamo qua con Luigi e con Giovanni. Cominciamo da chi? Va bene, dai Giovanni, tanto chi siete e cosa fate? Beh, noi abbiamo costituito questa nuova azienda con l'idea che ci ha fatto venire un sommelier, un ragazzo giovane che anche lui vede il vino sfuso però selezionato da piccole cantine, produttori che hanno vigneti autoctoni che non fanno vini tagliati, roba genere, solo vino vero. Ecco, potevamo chiamarlo vino vero, ma c'è già un'azienda che si chiama Vino Vero. Ecco. E abbiamo pensato di mettere il nome La Cantinota
E abbiamo fatto questa scelta di vini. Questo ragazzo che è de Bolzano, che ha un'enoteca ma vende anche tantissimi vini sfusi in bag box, e praticamente lo abbiamo un po' seguito da questa idea e sta anche funzionando abbastanza, sì, abbastanza contenti, sì. Giovanni, cosa avete proposto questa sera con un menù ovviamente di rane? Siamo partiti addirittura dall'antipasto con la pizza di rane in poi. Allora, stasera abbiamo cercato di avere dei vini, diciamo, della zona. Abbiamo cominciato con un'azienda di Colli Ugani e praticamente abbiamo selezionato il Glera dei Colli Ugani. Il Glera, come tutti sanno, è il prosecco, diciamo, fermo, che si chiama con il vigneto, e il vitigno si chiama Glera. E restando in zona, siamo andati avanti, abbiamo proposto, è un vino che si berrà più tardi, il Garganega, che è di un'azienda dei Colli Iberici. E poi, per finire, sempre Glera, però di un'azienda di Treviso, della zona del Piave, che secondo noi va bene con il pasto di questa sera. Io ho trovato eccezionale intanto l'ispirazione, che è un'ispirazione locale, diciamo così, no? Avete preso lo spunto per proporre. Poi c'è questo sistema appunto a cui avete accennato, magari Giovanni spiega meglio che cosa sono, perché non tutti magari sanno questa nuova tecnologia per proporre il vino. Allora, il bagging box, il segreto del bagging box è praticamente il rubinetto. Il rubinetto, quando si apre, ha una valvola dentro che chiude ermeticamente di nuovo e non lascia mai passare aria per andare dentro ad ossidare il prodotto. Il vino non ossida Mai. Dura 3 mesi aperto, statistiche, dura un anno confezionato. Il vino si conserva molto bene, è una sacca alimentare, dentro a questo cartone c'è una sacca alimentare o in alluminio o anche in plastica, però diciamo che il 90% usa l'alluminio alimentare, ma il segreto è il rubinetto. Noi lo possiamo proporre da 5, da 10, da 20 litri, abbiamo anche gli attacchi per attaccarlo negli impianti come se una sagra, una festa, un bar, nel ristorante. Abbiamo già fatto anche dei clienti, ristoranti che stanno usando parecchi vini, hanno fatto una selezione di 8-10 vini e così hanno possibilità di dare più scelta al cliente finale, consumatore, che è più contento, insomma, perché sono sempre bianco, rosso, Merlot, Cabernet, Pinot, così è una vasta gamma. Anche vini di mezza Italia, del sud, che li hanno apprezzati molto, del Trentino abbiamo, che stanno andando. Giovanni, l'ultima battuta, chi vuole da voi dalla cantinotta trova anche la bottiglia, ovviamente, chi volesse. Sì, la nostra scelta è stata soprattutto per i bag box, perché per l'Italia è un po' innovativo, anche se per l'estero, specialmente nel nord Europa, è un tipo di confezione che va molto. Comunque abbiamo anche una scelta di bottiglie, soprattutto, diciamo, ci siamo indirizzati comunque con bottiglie della zona del Veneto, diciamo, per il momento. Siccome siamo molto giovani possiamo sempre allargarci dopo alla fine. Comunque questo è il nostro inizio, diciamo. Bene, vi ringrazio, ci sarà sicuramente l'occasione per riprendere i discorsi. Grazie a voi, al prossimo appuntamento. Allora, siamo al Ristobare del Bivio a Santa Croce Bigolina, in casa della Proloco, in poche parole. Abbiamo così ricostruito un po' qual è il programma quest'anno della manifestazione. Ci mancava il segretario, Presidente, non si poteva non intervistare il segretario, che è l'archivolta, no? Cioè il Presidente, però... È una persona importantissima, soprattutto oggi come oggi, che c'è un'infinità di carte, di domande da fare. La burocrazia ormai è una cosa indescrivibile anche a livello pro loco, insomma, feste paesane, un pacco di carte immense, 40 firme da fare, 40 enti da contattare, chiedere permessi, cose del genere. La burocrazia anche... Ecco, Vincenzo, quali sono le difficoltà di un incarico del genere in una realtà poi complessa, perché la festa della rana non è uno scherzo? Diciamo che dal punto di vista pratico, permessi e robe varie, quando si è presa mano
del giro e del meccanismo sono quelle. Certo che, almeno personalmente, come tanti in altri settori molto più importanti dicono che la burocrazia sta ammazzando tutti, qui siamo su quella strada. Dal punto di vista burocratico si sopperisce, perché il volontariato si sopperisce, però quel che più dà fastidio è che, diciamo, una Proloco che è solo volontariato, che non ha scopo di lucro, che alla fine dell'anno ha sì e no il bilancio a pareggio e che ha necessità di contributi pubblici che purtroppo da qualche anno non arrivano più. Il problema qual è? È che nonostante tutto questo, quelle poche manifestazioni che noi facciamo sono parificate a attività commerciali e quindi vengono sottoposte a tutti i vincoli fiscali, quindi noi paghiamo IVA, paghiamo IRES, paghiamo tutto. Io personalmente sono ragioniere, a un certo punto ho dovuto lasciar perdere e dare il discorso a un commercialista. Figuriamoci a che punto siamo arrivati, e questo a me sinceramente dà un fastidio enorme, cioè non è possibile che il volontariato, secondo me, sia... Io capisco, cioè dovrebbero esserci delle selezioni, io non faccio nomi di Proloco, ma chiaramente ci sono delle Proloco che hanno dipendenti e via dicendo, quindi hanno attività continuative, ma le piccole entità dovrebbero essere trattate come le onlus. Non è possibile che noi per sostenere la Befana, tutte le tradizioni di una volta, perché facciamo un'attività commerciale 2 all'anno, siamo sottoposti agli stessi vincoli di un'attività commerciale. Questa è la cosa che più mi dà fastidio personalmente, ma credo che sia un po' un discorso generale per le piccole Proloco. Questo è quanto. Certo è che per quel che riguarda anche il discorso burocratico, permessi e via dicendo, se ci fosse la possibilità di semplificare, ci sarebbe, perché quando uno è a conoscenza di tutte le normative, delle leggi e via dicendo, basterebbe un'autocertificazione del Presidente, siamo al corrente di questo, sottoscrivo di essere al corrente di tutto, nell'eventualità di un controllo, perché chiaramente come può succedere in un ristorante, può succedere dappertutto che ci siano degli avvelenamenti, e quindi chiaramente però basterebbe una firma per risolvere il tutto, e invece... Bene, c'è la frottaglia incombe, la frittata incombe, quindi terminiamo qua. Airane proprio, benissimo. Caro Presidente onorario, grazie di averci avvertito in tempo, in modo che mangiamo la roba calda. Grazie.